Bene, ed eccoci qua per il nostro appuntamento settimanale con la rubrica del Memento, dove vi riproponiamo temi di cui abbiamo già parlato. Questa settimana, come dicevamo, parleremo di informazione, di libertà di stampa, di diritto all'informazione, nella settimana in cui si è celebrata, Ermanno, la giornata mondiale. Un'informazione che però, come dire, soffre non poco, più che festeggiare, insomma, possiamo dire che è una situazione veramente difficile. È difficile, ma soprattutto c'è una cosa, che diciamo il diritto all'informazione vuol dire che il giornale ha il diritto di informare, il giornalista non è libero di informare. E noi invece pensiamo invece che a soffrire di questa situazione non è solo il giornalista che si prende le sue responsabilità, ne parleremo più adesso proprio col nostro ospite, ma siamo noi che siamo privati della conoscenza dei fatti veri. E non occorre critiche o diciamo commenti sui fatti, bisogna raccontare solo i fatti e poi ognuno trae le conseguenze. E proprio ricorre in questi giorni, oggi ricorre la necessità di far capire che l'informazione è la cosa fondamentale per la democrazia. Diversamente quello che io penso, la mia opinione, viene sempre fuorviata da informazioni che non sono corrette. Certo. Ecco, vediamo che siamo in piena guerra, vediamo che ci sono delle situazioni estremamente tese e effettivamente di quello che sta succedendo siamo in grado di giudicare, di farci un'opinione se non conosciamo i fatti così come sono stati gestiti. Ecco, questa è una delle problematiche che affronteremo adesso con la nostra ospite. Certo, certo, e saluto e ringrazio la professoressa Donatella Mardollo. Grazie a voi di avermi invitata. Grazie per lei per essere tornata qua nei nostri studi, perché lei è una delle rappresentanti del comitato Free Assange del Veneto, no? Sì. E vi state battendo, così come stiamo facendo anche noi con le nostre trasmissioni, lo ricordiamo ogni settimana, la condizione di Julian Assange, che è un po' l'emblema, è stato un po' l'emblema, anche il simbolo di questa giornata del 3 maggio, appunto, che le Nazioni Unite hanno dedicato appunto alla libertà di stampa. Ecco, Ermanno, quello che diciamo fa più, come dire, un po' scalpore anche, che tutti quanti parlano del diritto alla libertà di informazione, del diritto appunto alla libertà di essere informati, ai diritti dei giornalisti e via discorrendo, però diciamo poi di fatto così non è, e lo abbiamo visto in questi giorni, ad esempio dalle dichiarazioni del presidente Joe Biden. Certo, presidente americano, no? Il presidente americano giustamente dice siamo in democrazia e quindi libertà di informazione, e peraltro invoca giornalisti che sono stati arrestati in altri paesi perché naturalmente hanno cercato di dare quell'informazione che a quei paesi non piaceva, e quindi sono stati privati della libertà anche fisica, quindi messi in galera eccetera. Ma si dimenticava, forse per l'età, che guarda strano proprio gli Stati Uniti hanno fatto la stessa cosa, appunto con il nostro diciamo presenza silenziosa, come chiami tu, certo. No? I nostri ospiti silenziosi, certo. I nostri ospiti silenziosi, che è Assange, che è un uomo che ha raccontato dei fatti importanti sul coinvolgimento degli Stati Uniti in alcune guerre, e che naturalmente la gente ha percepito, e ha percepito qual è una visione diversa di quei conflitti e quali interessi c'erano dietro e tutte queste cose qua. Questo naturalmente fa poco piacere a chi viene messo in... però se vale il principio della libertà di stampa, allora questa cosa deve essere rispettata, e per questo parliamo di Assange. Certo, ma abbiamo un servizio che io vorrei proporre in apertura, di modo che poi avremo modo di discutere anche con la... però teniamo presente che questo servizio è stato fatto da una nostra stagista, una studentessa padovana, che ha preso a cuore questa questione, e quindi oggi possiamo utilizzare un servizio fatto da una delle nostre allieve. Prego. La libertà di stampa è il pilastro di una società libera e non il nemico, lo afferma Joe Biden durante il discorso del 29 aprile per la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca.
Parole che risuonano forti oggi, 3 maggio, in cui ricorre la giornata mondiale della libertà di informazione e di stampa. È semplicemente sbagliato e oltraggioso, afferma il presidente USA come appello per la liberazione dei soli giornalisti americani illegalmente detenuti in Siria, Russia e altri paesi. Notiamo tuttavia delle contraddizioni nell'affermazione di Biden. L'obiettivo è quello di garantire una stampa libera e senza paura, perché è questo che rende il nostro paese forte e democratico. Allora perché gli stessi Stati Uniti temono le ripercussioni della libera informazione, come nel caso di Assange? Julian Assange è un giornalista australiano che nel 2010, attraverso la piattaforma online Wikileaks, rese pubblici i crimini degli Stati Uniti nella guerra in Afghanistan e in Iraq. Gli USA richiesero l'estradizione del giornalista per poterlo giudicare per l'accusa di cospirazione e spionaggio. Così Assange fu costretto a rifugiarsi nell'ambasciata ecuadoregna di Londra per 7 anni, fino al suo arresto l'11 aprile 2019. Ora, da 4 anni, è detenuto nel carcere di massima sicurezza HM Prison Belmarsh a Londra, senza aver mai ricevuto una condanna. Numerosi ordini dei giornalisti ed associazioni di ogni paese, tra cui l'Associazione Culturale Giornate degli Autori di Venezia, si sono chieste se sia giusto e democratico condannare qualcuno per legittima informazione. Queste associazioni stanno lottando per liberare Assange dalla prigionia e per confermare il dovere all'informazione e al diritto dei cittadini ad essere informati. Certo, ecco, allora, questo è un po' il riassunto anche di quella che è la vicenda di Julian Assange, che noi ci auguriamo sempre più, anche telespettatori, possano conoscere, che si avvicinino a quello che è stata l'operazione che ha fatto Assange, perché ha fatto un'operazione che ha svelato, ha scoperchiato un vaso che altrimenti sarebbe rimasto inevitabilmente nascosto all'opinione pubblica. Sì, certamente. La cosa geniale, diciamo, che lui ha fatto è quella di creare questa rete di giornalisti e anche di tipo informatico che usava la crittografia e in questo modo permetteva alle fonti di essere protette, perché il problema anche per i giornalisti di tutto il mondo è proteggere le fonti, altrimenti le fonti non parlano, se hanno paura di fare la brutta fine. E questo lui era riuscito a farlo, tanto è vero che solo Chelsea Manning, perché è stata tradita da altre persone, è stata presa, ma per esempio altre pubblicazioni che lui ha fatto, anche sono venute fuori nel 2017, Vault 7, che tratta proprio delle armi cibernetiche, quindi dei malware, insomma di tutte queste armi molto nuove ma potenti, che non si vedono ma si infiltrano. Anche su questo loro hanno in carcere ancora un ragazzo, insomma, un uomo che si chiama Schulte, e su questo argomento loro non sono riusciti a provare nulla. Lui è ancora in carcere, poi hanno trovato altri sistemi per tenerlo, insomma, come dire, altre accuse, ma che non avevano niente a che fare. Quindi questo genere di innovazione, sia la crittografia ma anche questa rete, no, che lui aveva costituito, è proprio quello che si chiama quello che lui ha chiamato e che tanti hanno chiamato un nuovo giornalismo, perché effettivamente colpire il singolo giornalista è un po' più facile che colpire una rete. Ecco, certo. Alla fine comunque qualcuno si doveva esporre. Quando ci sono state le pubblicazioni lui ha deciso di esporsi, lui è un'altra redattrice, però insomma diciamo il fautore era lui ed è stato lui quello che ha colpito. E la cosa assurda è che lui è in carcere da innocente, mai come dire, non è stato, a parte il caso diciamo svedese che poi è caduto perché non c'erano prove, non è stato accusato di nulla se non chiedendo l'estradizione, ma lui è in carcere senza aver commesso nulla, e i criminali riconosciuti
come dire, anche in ordine di importanza, no? Perché erano persone come dire, dall'attendente o da quello che si occupava di fornire le informazioni, che poteva raccogliere quindi le informazioni e mandarle a Wikileaks, ma anche a chi ha dato ordine di fare certi crimini e di fare certi massacri di civili. Certo. E quindi questi sono liberi. Certo, sono state anche riconosciute alcune responsabilità ad alcuni generali, 1 anno, 2 anni, poi non hanno fatto neanche un giorno di carcere. Certo. E lui è 4 anni che è chiuso e prima 9, come dicevate. Certo, certo, ma quello che fa specie, Ermanno, sono le parole di Joe Biden, cioè della serie la stampa è libera se dice quello che voglio io, sostanzialmente. Sì, non solo c'è questo aspetto che alla fine è un modo di dire ma non di rispettare. C'è anche un altro fattore che è fondamentale, non solo la privazione dell'informazione da parte del pubblico, ma anche la, diciamo, disinformazione che viene obbligata a dare un sacco di giornali che parlano e seguono la linea politica di alcuni, diciamo, partiti e di alcune tendenze politiche che sono veramente pericolose, e lo stiamo analizzando adesso che c'è una guerra dove, come sempre, durante le guerre, da una parte o dall'altra, le cose non si dicono con chiarezza, ovviamente per questioni strategiche, ma anche per riuscire a imbonire il cervello della gente che si convinca che questa guerra è santa, vuoi da una parte e vuoi dall'altra. Quindi la problematica di Anshaje è una problematica che possiamo approfittare, che dura nel tempo, perché possiamo insistere su questo concetto di libertà. Prego. Sì, la cosa, come dire, da sottolineare è che lui non è di ferro e lui sta come dire, perdendo la vita. Certo. Sta perdendo la vita. Quindi noi lottiamo perché si possano avere gli strumenti per ottenere le informazioni e quindi che ci sia una stampa indipendente, che non ci siano segreti che poi coprono crimini anziché quello che serve ai cittadini, no? Perché se noi abbiamo una centrale nucleare oppure non so, una cosa strategica che serve alla difesa del paese, quella va tenuta nascosta, è normale, cioè è una cosa che serve per il bene comune dei cittadini. Invece nascondere i crimini, cioè di aver ammazzato gente oppure anche scandali, ma questa cosa per esempio delle cyber armi che non sono altro che questi malware venduti o passati, come dire, facilmente, erano già stati denunciati in Wikileaks con dei Cablo nel 2010 e nel 2015, addirittura un'azienda italiana che faceva questi programmi e li vendeva in tutto il mondo, ma nel 2017 lui ha fatto uscire la documentazione che provava che c'era la CIA che utilizzava questi per spiare e per danneggiare o come dire gli strumenti informatici di qualsiasi tipo per raccogliere informazioni oppure per modificare informazioni. Questa è una cosa che è una cosa grandissima aver denunciato. Prima è stato Snowden, ma poi nel 2017 è venuto fuori questo Vault 7 di cui appunto lui è riuscito a tenere nascoste le fonti, proprio non lui, la sua tecnologia, e questo ha svelato tantissime cose, perché tra NSA, CIA e quant'altro, ma come sappiamo che anche i russi fanno, cioè non è che diciamo lo fanno solo loro, lo fanno tutti, ma qua sembrerebbe sempre che quelli sono i cattivi e quegli altri non fanno niente. Non è proprio così, perché il potere in qualche modo per preservarsi fa queste cose, zittire, e noi invece abbiamo diritto di poter conoscere la verità per poter prendere le nostre scelte liberamente. Ma questo si chiama anche escalation,
Cioè è chiaro che se io corro a riarmo e l'altro, il mio potenziale avversario, perché non sono avversari, diventeranno avversari, corre a riarmo, questo va all'infinito e di conseguenza la popolazione terrestre rischia moltissimo, perché quello che ha il dito nel posto giusto, sul bottone giusto, alla fine può avere anche un ictus cerebrale, preme il bottone e noi saliamo tutti per aria. Quindi è tempo che invertiamo questa rotta del correre a riarmo sempre più sofisticato, perché è chiaro che se lo fa la Russia noi corriamo dietro per riarmarci di più, se lo fa la Germania faremo altrettanto, se lo fa l'America altrettanto, la Cina si riarmerà e allora è chiaro che alla fine arriveremo al disastro. Questo è chiaro, non ci sono buoni o cattivi, quando siamo morti tutti è finita. La questione è che appunto la stampa viene richiamata come quarto potere proprio perché ha il dovere, come dire, di fare il cane da guardia, cioè di dire bene, ci sono i poteri, no, nelle democrazie, ma come anche non negli altri governi che non sono più autocratici, o comunque c'è il potere che detiene degli strumenti. La stampa può in qualche modo controllare, verificare e aiutare i cittadini a capire cosa sta succedendo dietro a certe porte, e questa è una cosa fondamentale per noi cittadini. Non è possibile in un mondo poi globalizzato, dove se succede una cosa in un paese qualsiasi le ripercussioni arrivano immediatamente dappertutto, certo. Non è possibile che noi non abbiamo la possibilità di avere le informazioni. Poi i giornalisti che devono fare, onesti, che vogliono fare queste ricerche, sono impediti, perché comunque la pressione di tipo politico, tutte le pressioni che loro hanno, ma anche la paura, perché qua quando vedi che uno si mette a tirar fuori certi problemi, cominciano a metterlo in galera, ma nella democratica anche Italia, certo, le querele bavaglio sono querele da miliardi, e la gente dice ma un giornalista dove li prende questi soldi? E quindi chiudono la bocca in tantissimi modi e la gente ha paura, perché dice ma io che fine faccio? Io conosco uno che si chiama Carlo Bertini, che ha denunciato la Banca d'Italia, è stato licenziato, è ancora lì che dopo aver denunciato a Report di aver fatto il suo dovere non esce fuori, certo. Cioè, fa impressione, certo. Quindi qua c'è che fino adesso, fino a prima di Assange, erano stati presi o comunque colpiti a partire da Obama, che è stato uno di quelli più forti a colpire i whistleblower, cioè le fonti, no? Con la legge, l'Espionage Act, la legge quella del 1917, no? Che era fatta per le spie, e sono stati, quello ha fatto il massimo, 8 persone che hanno denunciato e sono state condannate, colpite con i soldi, col carcere, con di tutto. Poi Trump comunque ha continuato, perché a parte il primo momento, ma poi è stato lui l'accusa, quello che ha messo giù l'accusa contro Assange, e Biden era già vicepresidente con Obama, aveva già fatto strali a suo tempo e sta continuando. Oggi è venuta fuori la notizia che il primo ministro albanese, il primo ministro australiano, dice: sono costernato, non so come fare a convincere, a parlare, non si sa quanto, come dire, sia come dire, sincero o no, comunque l'ha detto in un'intervista di oggi. E la situazione di Assange è disperata, tanto che oggi ha inviato una lettera a Re Carlo. Leggendola veramente fa disperare. Certo, ricordiamo che il re Carlo e la consorte saranno ufficialmente incoronati nella giornata di domani, no? Sì, per cui lui l'ha mandato la lettera oggi. Speriamo che questo lo illumini d'immenso e quindi lasci libero. Certamente che le cose che sono state verificate dal punto di vista legale
cioè che l'Inghilterra è veramente il mastino degli Stati Uniti in questo caso, perché la corte, diciamo, la Crown Security, adesso non mi ricordo tutta la parola in inglese, comunque Service, scusate, ecco, veramente si è scoperto attraverso le indagini di una nostra giornalista, cioè di Stefania Maurizi, unica giornalista al mondo che ha fatto che ha portato in tribunale 4 stati, insomma, tra cui anche l'Inghilterra, e che ha ottenuto queste informazioni, cioè attraverso lei abbiamo saputo che la Corte appunto scriveva alla Svezia, ritarda come dire, l'indagine, certo. Sì, gli chiedeva di ritardare l'indagine, e poi infatti la giudice, ecco, diciamo così, la giudice svedese infatti non è mai venuta a interrogarlo e l'hanno tirato avanti finché poi gli americani sono stati pronti a richiedere estradizione, e a quel punto l'hanno preso, insomma, a parte che c'entrava anche il nuovo presidente il potere, diciamo, ha tutte le possibilità di fare anche queste cose, sì. E di questo dobbiamo difenderci. Bene, grazie del suo intervento, e speriamo soprattutto per Assange, perché noi parliamo, ma chi soffre veramente è quello che ha rischiato e rischia la vita per noi. Nei social gira questa lettera, vi invito a leggerla, fa impressione. Certo, grazie a Donatella Mardollo. Noi ricordiamo peraltro che Assange è, come dire, il vertice di un ampio gruppo di giornalisti che purtroppo si trovano in tutto il mondo, in quasi tutti, in tanti paesi, come dire, oppressi o zittiti appunto attraverso il carcere, attraverso le pressioni giudiziarie, le querele, e un'azione che viene, come dire, messa in atto anche qui in Italia. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo per parlare di un paese peraltro nel quale le notizie escono in maniera abbastanza difficile, perché andremo a parlare del Sudan, che da circa 20 giorni è interessato da una nuova guerra, che non è una guerra civile perché non partecipano i cittadini, ma una guerra tra generali, tra signori della guerra, e ne parliamo tra poco.